Qual è stata la vostra esperienza di aiuto nei luoghi terremotati in centro Italia? Che cosa avete fatto? Ma guardi, questa è un'unità specializzata nella ricerca e soccorso, sia in ambiente extraurbano che su macerie. Il personale ha tutta una formazione specifica anche nell'ambito USAR, per cui il nostro compito delle prime ore dopo la chiamata, proprio il primo giorno, è stato quello di coadiuvare i vigili del fuoco nelle attività proprio di ricerca e soccorso di eventuali dispersi o insomma delle persone sepolte sotto le macerie. Nel corso di questa attività questa squadra ha operato praticamente una trentina di ore consecutive, recuperando circa 20 salme purtroppo nel corso di questa missione. Da chi era composta la vostra squadra? Chi c'era? Dunque, la squadra che è partita dalla regione Liguria è composta da 14 operatori provenienti da tutte le province della regione, quindi da Imperia, Savona, Genova Nord e Levante di Genova e Lo Spezzino. In quale area avete principalmente operato? Noi abbiamo operato al centro di Amatrice, c'è un paese che sostanzialmente non esiste più, è quasi completamente raso al suolo. Umanamente, com'è stata questa esperienza per tutti voi? Guardi, è stata un'esperienza difficile, inutile nasconderlo, inutile stare a raccontarci qua delle storie. Abbiamo già effettuato un primo debriefing con degli psicologi ieri sera, perché comunque la squadra, voglio dire, la stanchezza e il carico emotivo è pesante, per cui siamo abbastanza stressati in questo momento. Faremo ancora un debriefing con gli psicologi al nostro rientro, diciamo, in sede.